Dopo le proteste dei sindacati di categoria, dei pensionati e alcune interrogazioni in Consiglio regionale, arrivano le prime risposte ai rilievi fatti al Governo e all'INPS sulla crescente carenza di personale della sede di Nuoro, che nell'ultimo triennio ha perso 41 unità lavorative e non ne ha ricevuta nessuna in rimpiazzo, nonostante l'assegnazione alla Sardegna di 66 lavoratori usciti dal concorso che si è svolto di recente. Sul tema intervengono i parlamentari del Movimento 5 Stelle Nuoresi, Emiliano Fenu ed Alberto Manca, che sulla questione della carenza di personale hanno ricevuto dal presidente nazionale dell'INPS, Pasquale Tridico, l'impegno di destinare alcune unità alla sede di Nuoro già dal prossimo concorso, che molto probabilmente si terrà a novembre. Questa assegnazione, rilevano il senatore Fenu e il deputato Manca, sarà prioritaria e prescinderà dai parametri attualmente considerati per la ripartizione delle unità a livello nazionale. Si tratta di una soluzione di breve termine che dovrà rispondere alle attuali emergenze e alle preoccupazioni dei territori interessati. Mentre nell'immediato la direzione regionale dell'ente, in accordo col presidente Tridico, sta lavorando ad una ulteriore soluzione in termini di maggiori unità da destinare alla sede di Nuoro, hanno detto Fenu e Manca, che stanno seguendo l'avvertenza. Il presidente ha affermato di voler invertire la tendenza seguita finora dall'INPS a livello nazionale, che contemplava il declassamento o la chiusura di alcune sedi minori. I parlamentari nuoresi sono impegnati a monitorare l'evolversi della situazione.